La Civica Orchestra di Fiate Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Oggi vogliamo omaggiare il supremo Arthur Rubinstein. E quale maniera migliore per omaggiarlo se non citando una sua interpretazione di un notturno di Chopin? Il brano che stiamo per ascoltare è il Notturno in Re bemolle, opera 27 numero 2, che inizia con un tappeto vellutato della sinistra, sopra il quale si inserisce una dolcissima mano destra. Come facciamo a comprendere il perché Rubinstein sia stato così apprezzato per Chopin? C'è un elemento della musica che ci può aiutare ed è il rubato. Ma che cosa significa rubato in termini musicali? È difficile spiegarlo in poche parole, ma si potrebbe tradurlo così. È un modo per far parlare le note, per far parlare la musica in maniera più umana, più comprensibile. Facciamo qualche esempio concreto. Ci sono 1000 modi, ma non ci sono regole universali. Si può accelerare, si può diminuire, si può rallentare, si può marcare una nota in particolare. Ora proviamo a vedere assieme quali potrebbero essere gli approcci sbagliati a questo notturno. Lo studente potrebbe sbagliare, per così dire, se si approcciasse in maniera troppo asettica, troppo fredda. Come vedete, le note sono giuste, il suono è abbastanza buono, ma non c'è comunicazione, non c'è espressività. Dall'altra parte possiamo incontrare lo studente, l'allievo, il pianista, il concertista che voglia mettersi eccessivamente in luce e quindi esagera ogni indicazione e anche esagera nel gesto. Io sto esagerando, ma se avete presente qualche artista, qualche pianista moderno, vi accorgerete immediatamente che forse non siamo così lontani da questa eccessiva affettazione. Vediamo adesso invece con quale semplicità e con quale equilibrio Rubinstein fraseggia queste prime note. Per tutto il corso del notturno Rubinstein suona, anzi parla e dialoga in maniera straordinaria. Ma io vorrei che assieme ascoltassimo il finale di questo notturno, in particolare la scala con la quale Chopin conclude il brano. Questa scala in seste parrebbe semplice, in realtà suonata ed eseguita bene fa un effetto miracoloso sulla nostra percezione. Stiamo attenti dunque a questa scala e a come viene inserita nella magistrale, incredibile interpretazione di Rubinstein.